Pace e bene, dal santuario di San Leopoldo in Padova trasmettiamo la Santa Messa e affidiamo l'intercessione di San Leopoldo tutte le vostre intenzioni. E incominciamo con il canto La Creazione Giubili, che troviamo al numero 4. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Oggi la Chiesa fa memoria di Santa Scolastica, Vergine. Scolastica, nata a Norcia, viene indicata dalla tradizione come sorella di San Benedetto. La descrivono come una vergine amante della contemplazione, sapiente nell'anteporre la carità ad ogni regola umana. È un esempio anche per noi, anteporre tutto per l'amore dei fratelli, per condividere ciò che abbiamo nella vita e ciò che ci propone anche la parola di Dio oggi. E prima di accostarci a celebrare questa Eucaristia, riconosciamoci bisognosi del perdono, della misericordia del Signore. Signore, pienezza di verità e grazia, abbi pietà di noi. Cristo, fatto povero per arricchirci, abbi pietà di noi. Signore, venuto per radunare il tuo popolo santo, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Nella memoria della Santa Vergine Scolastica ti preghiamo, o Padre, dona anche a noi, sul suo esempio, di amarti e servirti con cuore puro e di gustare la dolcezza del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro dei Re.
In quei giorni Geroboamo, re di Israele, pensò: in questa situazione il regno potrà tornare alla casa di Davide. Se questo popolo continuerà a salire a Gerusalemme per compiervi sacrifici nel Tempio del Signore, il cuore di questo popolo si volgerà verso il suo Signore, verso Roboamo, re di Giuda. Mi uccideranno e ritorneranno a Roboamo, re di Giuda. Consigliatosi, il re preparò 2 vitelli d'oro e disse al popolo: siete già saliti troppe volte a Gerusalemme. Ecco, Israele, i tuoi dei, che ti hanno fatto salire dalla terra d'Egitto. Ne collocò uno a Betel e l'altro lo mise a Dan. Questo fatto portò al peccato. Il popolo infatti andava sino a Dan per prostrarsi davanti a uno di quelli. Egli edificò templi sulle alture e costituì sacerdoti, presi da tutto il popolo, i quali non erano discendenti di Levi. Geroboamo istituì una festa nell'8° mese, il 15 del mese, simile alla festa che si celebrava in Giuda. Egli stesso salì all'altare, così fece a Betel per sacrificare ai vitelli che aveva eretto, e a Betel stabilì sacerdoti dei templi da lui eretti sulle alture. Geroboamo non abbandonò la sua via cattiva. Egli continuò a prendere da tutto il popolo i sacerdoti delle alture e a chiunque lo desiderava conferiva l'incarico e quegli diveniva sacerdote delle alture. Tale condotta costituì per la casa di Geroboamo il peccato e ne provocò la distruzione e lo sterminio dalla faccia della terra. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo. Abbiamo peccato con i nostri padri, delitti e malvagità abbiamo commesso. I nostri padri in Egitto non compresero le tue meraviglie. Si fabbricarono un vitello sull'Oreb, si prostrarono a una statua di metallo, scambiarono la loro gloria con la figura di un toro che mangia erba. Dimenticarono Dio che li aveva salvati, che aveva operato in Egitto cose grandi, meraviglie in terra di Cam, cose terribili presso il Mar Rosso. Signore, per amore del tuo popolo. Non di solo popolo vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Alleluia, Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quei giorni, poiché vi era di nuovo molta folla e non avevano da mangiare, Gesù chiamò a 6 discepoli e disse loro: «Sento compassione per la folla. Ormai da 3 giorni stanno con me
e non hanno da mangiare. Se li rimando digiuni alle loro case, verranno meno lungo il cammino. Alcuni di loro sono venuti da lontano. Gli risposero allora i suoi discepoli: come riuscire a sfamarli di pane qui in un deserto? Domandò loro: quanti pani avete? Dissero: 7. Ordinò alla folla di sedersi per terra. Prese i 7 pani, rese grazie, li spezzò e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero. Ed essi li distribuirono alla folla. Avevano anche pochi pesci, recitò la benedizione su di essi e fece distribuire anche quelli. Mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 7 sporte. Erano circa 4.000 e li congedò. Poi salì sulla barca con i suoi discepoli e subito andò dalle parti di Dalmanuta. Parola del Signore. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma anche di pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Forse è un gioco di parole. Certamente l'uomo non vive di solo pane, lo sappiamo tutti, abbiamo bisogno di tante altre cose. Abbiamo bisogno del pane, abbiamo bisogno del vestito, abbiamo bisogno di essere accolti, abbiamo bisogno di essere amati, abbiamo bisogno di essere perdonati, abbiamo bisogno quindi di condividere un qualche cosa. Ecco, la pagina del Vangelo di oggi ci dice che non di solo pane viva l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Quindi quella parola che esce dalla bocca di Dio deve trasformarsi in pane. Immaginiamo il pane con tutte le sue prerogative, quello che dicevo. Un pane che è desiderio di essere amati, un pane che è desiderio di condividere, di essere apprezzati e così via. Allora sì che la parola di Dio che oggi ci è rivolta ha un senso, perché se quella parola resta solamente e unicamente parola, Gesù a un certo punto dice: non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli. Le parole è una realtà seria, la parola. Se però la parola resta solamente parola e unicamente parola, a che serve? È come il vento che passa, ma quella parola deve realizzarsi, deve concretizzarsi. Nella pagina del Vangelo di Matteo, parallela a questa, a un certo punto i discepoli dicono a Gesù: come possiamo fare a dare da mangiare a tutta questa gente? E Gesù risponde: date voi da mangiare, quindi condividete. Ecco, credo che la parola chiave di questa parola di Dio di oggi sia la condivisione. Condivisione che vuol dire che la parola si realizza, si concretizza nella vita. Allora ha un senso la parola. Allora quella parola diventa vita, diventa un qualche cosa che ci aiuta a vivere profondamente, serenamente e gioiosamente la nostra vita. La condivisione, dividere con. Credo che questa sia la regola fondamentale per poter vivere bene. L'avaro non vive bene,
Colui che accumula non vive bene. Colui che cerca solamente di arraffare non vive bene, forse all'apparenza, ma non vive bene. Colui che sfrutta tutto e tutti per guadagnare in qualche cosa non vive bene, perché gli manca quello che è la sostanza vera e autentica della sua vita, la condivisione. Allora nella condivisione possiamo veramente capire, fare l'esperienza di chi è l'altro, delle necessità dell'altro. Credo che la parola di Dio oggi entri dentro di noi e ci ponga un punto interrogativo sulla nostra vita. Nel mio cuore, nel cuore di ognuno di noi, c'è la condivisione oppure c'è punto interrogativo? Che Gesù ci aiuti. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra del nostro lavoro, lo presentiamo a te, perché diventi per noi segno di salvezza. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, mirabile nei tuoi santi, accogli questi doni che ti presentiamo nel ricordo di Santa Monica e come ti fu gradita la sua testimonianza virginale, ti sia ben accetta l'offerta del nostro sacrificio. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nei tuoi santi, che per il regno dei cieli hanno consacrata la vita a Cristo Signore, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiami l'uomo alla santità dell'origine e gli fai pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria.
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri, i diaconi, il tuo popolo santo. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Elda e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Scolastica, San Leopoldo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la nostra fede e la fede della tua Chiesa, e dona unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi, regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati noi invitati a questa cena del Signore. Ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. Preghiamo. Rinvigoriti dalla partecipazione ai santi doni, ti preghiamo, Signore Dio nostro, fa che sull'esempio di Santa Scolastica portiamo nel nostro corpo la passione di Cristo Gesù per aderire a te, unico e sommo bene. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. O Dio, tu hai voluto Maria, Madre di Cristo e della Chiesa, e hai allietato la vita di San Leopoldo con una tenera devozione verso di lei. Consola la nostra vita con la grazia della tua bontà materna. Amen. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Buona giornata. Madre